Eccoli due ladri che hanno seminato il panico a Osigo di Fregona nel tardo pomeriggio di giovedì, immortalati dalle telecamere di un'abitazione mentre scavalcano il cancello. L'orario, segnale 17:43. I due sono stati appena sorpresi all'interno di questa villetta dalla proprietaria rientrata a casa. Le basta salire il primo gradino per avvertire una brutta sensazione. Accendo la luce, sento delle persone sopra, al piano di sopra che stanno parlando in lingua straniera, faccio 2 gradini, poi ci ripenso, esco dalla casa e ho chiamato il 112 Carabinieri. I ladri hanno messo a soqquadro le stanze portando via alcuni gioielli. È proprio l'intrusione nel privato che lascia l'amaro in bocca. Esatto, sì. E la rabbia. Nel frattempo la coppia di malviventi esce saltando dal terrazzino e con grande agilità scappa attraverso i giardini delle abitazioni intorno. Un vicino si accorge di loro e inizia ad inseguirli. Lui riferisce che mentre lui le stava inseguendo, queste persone, una si è girata e gli ha detto: stai fermo altrimenti ti sparo. Con un tantan sulle chat, in pochi minuti la notizia dei due in fuga arriva anche agli altri vicini. Alcuni si mettono al loro inseguimento, tra questi anche la signora Anna. Io ho visto 2 ragazzi che correvano di corsa su dietro qua, corso dietro dopo loro hanno saltato il muretto qui dietro e fuori fino sulla strada. E gli ho detto fermi, vi ho visto, però ormai... Come delle cavallette. Cavallette. Erano velocissimi, ma velocissimi. Che aveva fatto una bella perlustrazione perché uscire e saltare dove sono andati, la via di fuga, non era facile da arrivare al punto dove forse avevano la sua macchina, quindi vuol dire che avevano già fatto una bella perlustrazione. Ed è questo l'aspetto che più preoccupa il sindaco, che invita i cittadini a fare attenzione. C'è da avere un po' di paura, non è che sta gente qui è senza scrupoli, quella spara se hanno le armi oppure se hanno qualche cosa ti uccidono, insomma, quindi bisogna stare attenti, è meglio che non facciano, lasciamo fare il lavoro alle forze dell'ordine. A Fregona dallo scorso agosto manca l'unico agente di polizia locale, con il sindaco che era stato costretto a vestire lui stesso i panni del vigile. Ma il problema sembra vicino ad una soluzione, anche se De Luca continua a ribadire l'importanza di unire le forze tra più territori per un corpo di polizia intercomunale. Adesso facciamo la selezione, mi pare il 28, e dopo si farà la scelta fra quello che vince verrà assunto. Insomma. Io sono convinto che un vigile non è che possa risolvere il problema. Io sono per la unione tra i vigili, fare 20-25 vigili in modo che possano coprire l'area per tutte le 24 ore. Abbiamo chiesto a Vittoria, forse prima non ci sentiva, adesso comincia a sentirci.